Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Buongiorno Francesca, a te la linea. E a tutte, cari accaldati ascoltatori. Allora, oggi parliamo di scuola con una carrellata di notizie tratte dalle riviste online, in particolare orizzonte-scuola.it. In Trentino oltre 400 cattedre resteranno vacanti a settembre. A coprirle, come accade ogni anno, sono chiamati i docenti precari, il che crea sempre dei grossi problemi. Si conferma quindi una situazione che ormai è cronicizzata anche per il prossimo anno, con largo anticipo tra l'altro si annuncia il problema e naturalmente questo riflette un problema ampio di gestione del personale scolastico che affligge la scuola da sempre, insomma. Riporto dei dati appunto citati dalla testata. Nel triennio 23-25 i posti disponibili per le immissioni in ruolo nella scuola primaria sono aumentati da 45 a 215 i posti disponibili. Tuttavia più della metà di queste cattedre rischia di restare vacanti, in particolare per le discipline linguistiche e per il sostegno ai noi, dove mancano la bellezza di 115 docenti. Siamo in Trentino Alto Adige. Simili le difficoltà nella secondaria di primo grado, dove dei 134 posti previsti per il 2025, circa 80 non potranno essere assegnati. Ancora più critica la situazione nelle scuole superiori, con 286 cattedre disponibili nel 2025, di cui almeno 200 non saranno coperte da personale con contratto stabile. In tutti i casi il limite principale è rappresentato dall'insufficienza delle graduatorie concorsuali, ma non solo, ci sono moltissimi fattori per cui queste cattedre restano vacanti. Non ultimo l'annoso problema di trasferimenti, per cui in molte regioni vengono vinti dei concorsi da docenti che risiedono fuori regione e che quindi continuano a risiedere fuori regione, quindi o non si presentano del tutto, perdendo quindi la possibilità del posto di lavoro, oppure si presentano un giorno e dopo trovano una giustificazione di assenza grave. È sufficiente una giustificazione sottoscritta da un medico compiacente e quindi la frittata è fatta, e questo purtroppo è un andazzo, un malcostume che ha albergato nella scuola per tanti anni, a cui si è cercato di porre rimedio ultimamente, ma ancora è un costume che si è radicato. Maggiormente penalizzate risultano le discipline scientifiche e tecnologiche, le famose STEM, ma anche le materie umanistiche come italiano, storia e geografia nelle scuole medie, musica, insegnamento tecnico-pratico, anche perché sono stati aumentati i requisiti dei titoli di studio richiesti, che appunto richiedono la laurea adesso, oppure diplomi di alta specializzazione dopo la maturità, e quindi c'è una carenza, lo vedo anch'io alla scuola dell'infanzia, c'è una difficoltà di tipo puramente burocratico, a cui si potrebbe veramente finalmente porre un rimedio. Parliamo adesso di viaggi di istruzione, dove l'associazione ANQUAP plaude al Ministero dell'Istruzione e del Merito per il riconoscimento della specificità didattica dei viaggi di istruzione. Questa associazione ha accolto con estrema soddisfazione il monitoraggio ministeriale che è stato inviato alle scuole sui viaggi di istruzione, riconoscendone l'iniziativa del MIUR, o meglio del MIM, Ministero Istruzione e Merito, un importante passo avanti verso il riconoscimento della specificità didattica di ogni singolo viaggio.
Questo monitoraggio ha richiesto alle scuole una mappatura estremamente dettagliata delle attività svolte nell'ultimo triennio, con particolare attenzione a diversi parametri specifici, quindi il numero di studenti coinvolti, la tipologia di attività programmate e svolte, se stage, se viaggi, se PCTO e quant'altro, la tipologia di progetto didattico alla base dei viaggi, le destinazioni ripetute e gli operatori economici coinvolti. Quest'ultimo punto include anche la richiesta di specificare se gli operatori abbiano sede nella medesima regione dell'istituto scolastico, un dettaglio che testimonia l'attenzione del Ministero verso gli aspetti territoriali, culturali, ma anche per la regolazione degli appalti. La specificazione rappresenta, secondo ANQUAP, il riconoscimento ufficiale che ogni viaggio di istruzione non può essere incastonato in una semplice categoria merceologica perché sottintende ad obiettivi didattici ampiamente diversificati tra loro. Anch'io sono molto contenta perché ho sempre considerato, avevo fatto un'intera puntata dedicata a questo, i viaggi di istruzione o quelle che una volta erano anche semplicemente le gite, anche dalla mattina alla sera, un apporto fondamentale, formativo nell'educazione di bambini e di ragazzi a supporto dell'insegnamento di una didattica diciamo indoor, quindi in sede, nella sede della scuola. Andiamo in Friuli, dove la regione diventa la prima italiana a riconoscere ufficialmente la figura professionale del tecnico del segno. Guardiamo di cosa si tratta, è una cosa curiosa. Questo tecnico è specializzato nell'insegnamento della calligrafia nelle scuole primarie e secondarie. Da un lato mi fa molto piacere, dall'altro mi si raggriccia la pelle della schiena perché è vero ed è stravero, nella scuola primaria non si insegna più a scrivere, nessuna maestra è più in grado di correggere la postura del corpo al tavolo, al banco e men che meno la presa della manina sulla penna. Quindi i bambini crescono con una pessima presa e quindi una pessima impostazione calligrafica, senza che nessuno si sogni minimamente di correggere quello che invece faceva nei miei tempi. La Fondazione Scriptorium Foro Iuliense di San Daniele del Friuli ottiene così il riconoscimento come prima scuola di formazione autorizzata per questa nuova innovativa qualificazione professionale. L'iniziativa rappresenta il coronamento di oltre 5 anni di lavoro di questa associazione, durante i quali è stato sviluppato il metodo Scriptorium per reimparare a scrivere a mano, abilità considerata fondamentale per lo sviluppo cognitivo e l'apprendimento. I tecnici del segno potranno operare nelle scuole per supportare gli alunni con difficoltà di apprendimento ed affiancare gli insegnanti, utilizzando la calligrafia come strumento per migliorare concentrazione, memoria, organizzazione del pensiero e motricità fine, la presa della manina. La Fondazione Scriptorium Foro Iuliense è nata nel 2012 come associazione culturale, è diventata fondazione nel 2023 e vanta prestigiose partnership internazionali con università di Udine, Toronto e Tokyo, confermando quindi l'eccellenza del proprio approccio formativo. Abbiamo tante eccellenze italiane di cui poco si parla e questa è una. Il progetto Le Scienze della Vela come modello virtuoso di collaborazione tra scuola, università e territorio. Siamo ancora in Friuli Venezia Giulia, dove un gruppo di 240 studenti, non pochi, provenienti da 4 istituti superiori statali, regionali, ha partecipato a un percorso didattico che ha integrato lezioni teoriche e attività pratiche a bordo di barche a vela. Il progetto, chiamato Le Scienze della Vela, è stato proposto dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università di Udine, in collaborazione col Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine, insieme alla Federazione Italiana Vela. Questa iniziativa ha previsto un primo ciclo di lezioni frontali seguito da 10 uscite in mare della durata di 5 ore ciascuna, bello impegnativo, tutte svolte nel Golfo di Panzano a Monfalcone. Durante queste esperienze gli studenti hanno applicato in modo diretto conoscenze di matematica, fisica, informatica e biologia, affrontando tematiche legate alla navigazione, al funzionamento delle vele e anche all'ecologia marina.
molto interessante. Hanno solcato il mare a bordo della barca laboratorio William B, lunga ben 10 metri. Ottima iniziativa anche questa di scuola outdoor e esperienziale diretta. La scuola ha perso autorevolezza. Beh, a sentire queste prime notizie si direbbe di no, però a dirlo è Paolo Crepet, lo psichiatra famoso. Bisogna tornare a bocciare, solo attraverso il merito si può invertire la rotta. Testuali parole. C'è da stupirsi che a dirlo sia uno psichiatra che si occupa di educazione e di scuola da tantissimo tempo. Lancia un duro atto d'accusa contro il sistema scolastico italiano in un'intervista al quotidiano di Puglia. Secondo lo psichiatra, la scuola ha smarrito la propria funzione educativa, trasformandosi in un luogo dove regna la mediocrità e dove manca l'autorevolezza necessaria per formare le nuove generazioni. Mi sembra di sentir parlare degli antichi maestri ed è proprio così. Negli ultimi decenni il rapporto tra studenti, docenti e famiglie si è profondamente modificato, portando a una progressiva erosione del rispetto verso la figura dell'insegnante. L'istituzione scolastica, un tempo pilastro educativo e sociale, oggi fatica a imporsi come punto di riferimento. Le persone un pochino attempate si ricorderanno bene la maestra del villaggio, no? Era un po' come il medico condotto, una figura assolutamente preminente nella società rurale, ma anche cittadina, anche urbana. Le cause di questa crisi sono molteplici, dalla crescente sfiducia nelle istituzioni, chissà come mai, alla trasformazione dei modelli familiari, anche qua chissà come mai, genderism docet, fino all'influenza dei media, docet anche qui, che spesso delegittimano il ruolo della scuola, la mancanza di rigore e l'incapacità di gestire i conflitti e le regole. Tutto ciò ha contribuito a indebolire la capacità della scuola nel trasmettere valori e regole condivise. Al centro della proposta di Crepet vi è la necessità di recuperare strumenti di valutazione efficaci, tra cui la reintroduzione delle bocciature. Non si direbbe mai una presa di posizione così forte, è senz'altro legata a un eccesso dall'altra parte, perché sempre quando ci si arrocca da una parte con forza e con rigore è perché dall'altra parte si è aperto troppo, le maglie si sono smagliate troppo dall'altra parte, quindi bisogna tirare le redini in bocca al cavallo a questo punto, no? Secondo lo psichiatra, la scuola italiana ha abbandonato la selettività in nome di una promozione generalizzata che invece di favorire l'inclusione ha prodotto un abbassamento degli standard formativi. Bisogna tornare a bocciare, afferma Crepet, sottolineando come solo attraverso il merito e la responsabilizzazione degli studenti sia possibile invertire la rotta. La bocciatura in questa visione non è uno strumento punitivo, ma un'opportunità di crescita e di presa di coscienza dei propri limiti per rilanciare le proprie potenzialità. Ecco, diciamo che Valditara, il ministro dell'istruzione, sta facendo parecchio a partire dal nome che ha voluto dare al suo ministero dell'istruzione e del merito. Il lavoro da fare è però enorme e convengo con Paolo Crepet. Il venir meno dell'autorevolezza e della capacità di stabilire regole chiare ha favorito la diffusione di comportamenti devianti, cui assistiamo giornalmente, e la perdita di punti di riferimento per i giovani, che manifestano sempre più fortemente il disagio giovanile proprio con atti di prevaricazione, di bullismo e anche con una mancanza generale di motivazione, di fiducia, che sono insomma a cui bisogna porre rimedio, naturalmente non con atteggiamenti punitivi, ma con delle proposte costruttive anche rigorose e anche impopolari. Divieto smartphone a scuola, interviene Alberto Pellai. A partire da settembre 25 il Ministero dell'Istruzione e del Merito estenderà il divieto di utilizzo degli smartphone anche nelle scuole secondarie di secondo grado, dopo averlo già applicato nei cicli scolastici inferiori. L'Italia arriva sempre buona ultima perché abbiamo sempre paura di scontentare le varie categorie, no? Le varie corporazioni.
La disposizione è accompagnata, nel senso che ci sono arrivati prima molti altri paesi ed è già in vigore da tempo. La disposizione è accompagnata da alcune eccezioni naturalmente intelligenti che riguardano gli studenti con piani educativi individualizzati, disturbi specifici dell'apprendimento, handicap, oppure anche coloro che sono inseriti in percorsi del settore tecnico informatico, per cui ovviamente hanno bisogno di utilizzare gli strumenti. Il tema è stato affrontato nel corso della trasmissione Fahrenheit su Radio 3 il 17 giugno. Tra gli ospiti Alberto Pellai, appunto medico e psicoterapeuta, e Daniela Di Donato, docente e ricercatrice nel campo della psicologia, dello sviluppo e dell'educazione. Pellai ha messo in evidenza il ruolo dello smartphone come fattore di distrazione e di riduzione delle relazioni sociali reali. Ha affermato che lo smartphone è davvero un oggetto che produce grande distrazione nel tempo dell'apprendimento, aggiungendo che è un oggetto che riduce la socio-relazionalità dei ragazzi, che è fondamentale che sia esperita, che sia fatta concretamente, fisicamente proprio, con la vicinanza reale e non per interposto smartphone. Secondo Pellai il problema va oltre la scuola. Il mondo online è architettato per essere additivo, ha spiegato, sottolineando che le piattaforme digitali stimolano in modo intensivo il funzionamento dopaminergico della nostra mente. Per questo motivo ha sostenuto che la presenza dello smartphone durante la giornata scolastica non è necessaria per l'educazione. Ecco, naturalmente Pellai trova riscontro nel mondo della scienza perché sono state numerose le meta-analisi sugli studenti che mostrano correlazioni negative tra dipendenza da cellulare e performance scolastiche. Uno studio sistematico ha evidenziato che l'uso abituale dello smartphone indebolisce l'autoregolazione cognitiva e riduce la capacità di concentrazione. L'Italia non ci volevano delle grandi analisi scientifiche, relazioni ministeriali, basta guardare il proprio figlio e la risposta è presto confezionata. L'Italia non è l'unico paese in cui si sta lavorando a questo divieto, perché, come dicevo prima, in diversi paesi, tra cui Francia, Regno Unito, Argentina, Nuova Zelanda, ma Stati Uniti, ma i primi, bisogna dirlo, sono stati Russia e Cina. Ha fatto seguito la Svezia, che è sempre molto global, no? nell'apertura verso tutto ciò che è politically correct, eppure ha tirato i remi in barca, tornando all'uso della carta e della matita per scrivere un po' di anni fa. In alcuni di questi paesi sono sostenuti divieti durante l'intero orario scolastico, mentre in taluni soltanto durante la lezione, con ammissione durante l'intervallo. Ma in Nuova Zelanda, per esempio, il divieto è completo anche durante la ricreazione, perché è mirato proprio a promuovere la socialità che può avvenire ovviamente non quando si è dietro al banco, ma quando si è alla macchinetta del caffè o a mangiare la merenda nel corridoio. Ecco, anche uno studio inglese ha dimostrato come tali politiche di divieto dello smartphone a scuola possono migliorare concentrazione, performance e relazione tra studenti, e io aggiungo di mio a ridurre quella addizione, quindi quello che Pellai definisce addiction, no, in inglese, allo smartphone, che poi poi si perpetua anche fuori da scuola, per cui tu vedi dei capannelli di ragazzini sulle panchine al parco, anche adesso che sono in vacanza, ciascuno, sono magari in 4-5, ciascuno guarda nello smartphone anziché chiacchierare con i compagni di panchina. Bene, io ho terminato, vi do appuntamento a giovedì prossimo, parleremo di certificati medici a pagamento, cosa abbastanza scandalosa, e quindi quanto costa un certificato medico e quando si deve pagarlo e quando invece no. Bene, grazie per l'ascolto, buona settimana, buon largo ai bambini, finito per oggi, e arrivederci da Francesca Corbella. Avete ascoltato Largo ai bambini,